Diciamo che è una giornata importante per il Comune di Susegana, ci portiamo avanti sempre con quello che concerne la cultura e la scuola, che sono diciamo, le situazioni su cui maggiormente abbiamo puntato dal 2002. Abbiamo inaugurato da poco la nuova biblioteca, sabato abbiamo inaugurato la sala mostre per tutte le mostre che si potranno fare. Attualmente c'è in atto una mostra fotografica sulla Grande Guerra che merita una visita, e oggi una soddisfazione enorme, una scuola elementare, una classe di una scuola elementare che vince un premio così prestigioso bandito dal Senato della Repubblica alla presenza di 2 senatori della Repubblica. Diciamo che, come ho detto nel discorso ai ragazzi che ho ringraziato, questo premio, questa attenzione da parte loro e questa loro collaborazione ci premia di tutti i sacrifici che stiamo portando avanti da tanto tempo, proprio per dare il massimo risalto e il massimo aiuto alla scuola e alla cultura, che sono le uniche cose che faranno cambiare radicalmente questo nostro paese, e non paese inteso come Susegana, ma paese inteso come paese Italia. È una collaborazione che parte da lontano, che parte da molti anni fa, perché, come dicevo prima, noi abbiamo sempre dato la massima importanza all'educazione, alla scuola, alla cultura, per cui abbiamo portato sempre avanti progetti, ne abbiamo proposti, li abbiamo accettati, li abbiamo sovvenzionati, li abbiamo supportati, e la collaborazione negli anni è diventata molto stretta, per cui i risultati poi alla fine si vedono. Dico che è una giornata bellissima che ci onora e che onora questa scuola, questo paese, per il lavoro fatto dai ragazzi e dagli insegnanti, del quale bisogna essere assolutamente orgogliosi. È un lavoro importante perché coinvolgere i ragazzi, soprattutto in questa fascia d'età, significa renderli partecipi, è un'azione concreta di educazione alla cittadinanza che ha avuto dei risultati veramente preziosi. Quindi essere qui in rappresentanza del Senato, che possiamo dire l'istituzione più importante, dove veramente una parola in una legge può cambiare la vita delle persone, è un orgoglio essere qui per premiare i ragazzi che sono stati meravigliosi. Un lavoro di squadra, giustamente come loro hanno detto, un lavoro di squadra perché se non c'è un insegnante che ama quello che fa e porta avanti con impegno che non ha stipendio, è un impegno altro, con le famiglie, con i dirigenti scolastici, questi risultati non li ottieni. Quindi io credo che la scuola italiana ancora una volta ha dimostrato di avere delle grandi eccellenze. E Susegana, la scuola e la quinta A ne sono un esempio strabiliante, quindi un grazie a voi per questo invito. Grazie. La democrazia va agita e va rispettata, e ognuno di noi deve fare la propria parte rispettando le regole che tutti ci siamo dati quando abbiamo difeso la Costituzione. Ritengo importante il lavoro fatto nella scuola, perché la scuola è lo strumento e l'occasione in più fondamentale per aiutare le famiglie a far crescere cittadini consapevoli. Quindi io mi auguro che le cose vadano per il meglio, che si risolvano questi imbarazzi, ma soprattutto che si trovi l'energia e la volontà di sostenere questo paese, che ha bisogno di avere una scuola importante, una scuola pubblica dove tutti possano trovare le stesse occasioni. La scuola italiana è una delle scuole migliori al mondo, con tutte le sue difficoltà, le sue criticità, le sue sofferenze, perché è fatta di persone. E qui, anche qui a Susegana, abbiamo visto che i bambini, di qualsiasi colore siano, sono sempre bambini e sono cittadini del nostro presente. Quindi siamo qua per difendere questa istituzione. Grazie a voi.